Venerdì scorso si sono tenute a Cessalto le finali di Coppa Treviso, una manifestazione pre-campionato organizzata dalla FIPAV Treviso. Coppa Treviso è una manifestazione che abbiamo istituito 3 anni fa per il maschile e quest'anno per la prima volta anche per il femminile, per dar modo alle società che fanno campionati di divisione, in modo particolare la prima e la seconda divisione, di effettuare una fase di partite di preparazione al campionato. In campo femminile si sono scontrate la Luce Volley Salgareda e la Polisportiva Biadenese di Montebelluna. Vittoria netta per il Salgareda Ponte di Piave con il risultato di 3-0. Primo obiettivo portato a casa, eravamo partiti per farla come riscaldamento tra virgolette, però ben contenti di averla portata a casa. Adesso altri 2 obiettivi, Under 18 quantomeno nelle prime 4 in semifinale, tentando anche magari la finale se si riesce, e prima divisione, obiettivo primario la salvezza, poi se riusciamo a ottenere qualcosina in più meglio. A Salgareda si sono mantenuti quest'anno i numeri della passata stagione con la prima squadra che milita in Serie C. Quest'anno siamo più o meno come l'anno scorso, sia a livello ragazze, a livello organico, e i campionati che andremo a fare più o meno sono gli stessi dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo aggiunto un Under 12 e perciò faremo l'Under 12, l'Under 13, 14, una squadra di Under 16, l'Under 18 e poi abbiamo la prima divisione, 2 terze divisioni e la Serie C. Sicuramente la Serie C è un obiettivo importante per le atlete che hanno vinto la Coppa Treviso, con una buona parte di loro ancora in età Under 18. Abbiamo anche l'opportunità perché la prima squadra si del Salgareda in C e essendo a causa di alcuni infortuni ci stanno chiamando ad andare ad alcuni allenamenti, alcune vengono anche chiamate per le partite, quindi ci sono alcune opportunità di andare a giocare. Se riusciamo a sfruttarle bene possiamo farcela e magari conquistarci anche un posto in panchina o anche in campo. Un po' di rammarico per la Biadenese, anche se la partecipazione alla Coppa Treviso era vista come una preparazione al campionato di prima divisione. Noi appunto abbiamo fatto la Coppa Treviso, siamo arrivati in finale, purtroppo non è andata bene perché qualche problema con malattie che è il periodo e comunque abbastanza insicurezza in campo perché ci sono degli inserimenti nuovi, non sono ancora bene amalgamati. E l'abbiamo fatta per allenarsi per la prima divisione dove non è che puntiamo ad essere promossi, però puntiamo ad arrivare in classifica alta. La Polisportiva Biadenese è nata nel 75 e Biadene è un quartiere di Montebelluna. Col maschile facciamo la Serie D, la terza divisione, e quest'anno, se tutto va bene, facciamo che un Under 13, mentre nel femminile le cose vanno molto meglio perché abbiamo la prima divisione, la seconda e la terza divisione. Facciamo 3 Under 13, 2 Under 12 e mini volley, quindi il settore giovanile va abbastanza bene. Soddisfazione a Cessalto per il gran numero di spettatori e per l'evento organizzato in collaborazione con la locale società della Livenza Piave Volley. È una società radicata nel territorio dal 1972 circa, siamo 90 atleti rappresentati dal maschile e dal femminile e il fiore all'occhiello è soprattutto il mini volley che sono circa 45 atleti. Aver ospitato oggi queste finali è veramente una cosa molto bella sia per tutto il movimento della pallavolo sia per tutto il paese di Cessalto che come abbiamo visto il pubblico, il palazzetto è pieno.